Tour elettorale agrigentino ieri per il candidato alla presidenza della regione siciliana Gianfranco Miccichè. Dopo aver incontrato il vescovo della città dei Templi, Monsignor Franco Montenegro, ed il presidente della provincia Eugenio Dorsi, l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio si è recato a Favara, città quest'ultima che ha dato i natali al nonno. Questa è una città che in famiglia da me ha, come dire, la priorità ormai da sempre, perché qua è nato mio nonno ed è una città che, considerata che è la città delle mie origini, io conosco troppo poco e mi sento colpevole di questo. Ad accogliere l'onorevole, oltre ai militanti e simpatizzanti locali del Partito Arancione, anche alcuni dei candidati all'ARS e una delegazione di lavoratori stagionali dell'Ente Sviluppo Agricolo. Da Favara sia Gianfranco Miccichè che l'onorevole Michele Cimino, già assessore regionale alle politiche agricole, si impegnano a sostenere la causa dei 250 lavoratori della provincia di Agrigento che da circa 30 anni dipendono dall'ESA. C'è qualche matto che li vorrebbe chiudere, ho tranquillizzato loro dicendo che chiudiamo il matto piuttosto che chiudere loro. Bisogna continuare per valorizzare questa struttura nella consapevolezza che l'ESA è l'ente di sviluppo agricolo. La Sicilia ha tanto di bisogno di sviluppare l'agricoltura e penso che il nuovo governo guidato da Gianfranco Miccichè saprà creare le condizioni per potenziare l'agricoltura siciliana dando all'ESA quel ruolo che è determinante. Dalla città dell'Agnello Pasquale, l'aspirante governatore della regione annuncia anche la sua soluzione ai problemi amministrativi dell'isola. La cosiddetta parità di bilancio di cui ci parla l'Europa e che ci vogliono imporre, la faremo non continuando a tagliare le spese, ma cercando di aumentare la ricchezza della regione. Secondo l'Istituto Demopolis, a caratterizzare le prossime elezioni regionali sarà il non voto dei siciliani che, secondo i sondaggi, potrebbe sfiorare il 44%. Conscia dei mutamenti dell'opinione pubblica nei riguardi della classe politica è il candidato all'ARS Maria Grazia Brandara che evidenzia le differenze tra la sua attuale campagna elettorale e la precedente esperienza che l'ha portata a sedere tra i banchi di Palazzo dei Normanni. La gente, e ha ragione devo dire, è molto delusa, molta gente non vuole andare a votare. Allora come si fa a far ricreare la fiducia tra la politica e gli elettori? Con gli esempi, perché di parole la gente è veramente stanca. Io ho solo chiesto una cosa in questo nuovo contenitore in cui mi trovo, di poter continuare convintamente le mie battaglie.